ragazzi, buon sabato a tutti. Allora, oggi siamo al 16 ottobre e partiamo per una nuova escursione. Andiamo comunque a fare un sentiero in una zona che tra l'altro non conosco, sinceramente non ci sono mai stato. Prendiamo l'autostrada, la 7 che porta a Milano, usciamo a Isola del Cantone, di lì ci dirigiamo in località Vobbia e una volta a Vobbia poi devo recarmi al paesino di Roccaforte. In quella località, da quel paesino, parte un sentiero che porta al Brick delle Tavole. Ci vediamo tra un po'. Allora, siamo usciti adesso dal casello di Isola del Cantone e giriamo a destra in direzione Vobbia. Per lì ragazzi non si suda, siamo a 5 gradi. Questi sono posti che come viene l'autunno la temperatura va giù di brutto. A proposito di autunno, oggi andiamo in cerca dei colori autunnali. Ritorniamo un po' all'antico, no? A quello che poi è sempre stata la mia passione principale. Andare a fare fotografie coi colori che questa stagione, fotograficamente parlando, regala. Guardandomi intorno non sembra che l'autunno sia in fase avanzata. Comunque ora siamo sulla strada per arrivare a Vobbia. Questa strada vi porta al Castello della Pietra, al sentiero dei Castellani, perché è un posto molto bello. Appena arriviamo a Roccaforte vi faccio vedere il resto della strada. Poi arrivati a Vobbia si gira per Mongiardino e Valenzona. Allora, una volta che da Vobbia abbiamo preso la direzione per Mongiardino, dopo qualche chilometro si arriva a un bivio dove si trova un'indicazione con scritto salita di Mongiardino. Si prende quella direzione e si prosegue fino a Roccaforte Ligure. Sono un po' di chilometri, una 15-17 chilometri. Arrivati a Roccaforte Ligure si arriva dove c'è il comune, sulla destra si vede una casa gialla comunale, si prosegue ancora per qualche centinaio di metri in salita e si arriva a questo bivio. Ci sono due strade e c'è l'indicazione per Borassi, 2 chilometri. Lasciato Borassi alle spalle, dopo poche centinaia di metri, arriviamo su questo piccolo spazio, cerchiamo un posticino per la macchina e qui sulla destra ci sono le indicazioni di diversi sentieri. Noi dobbiamo prendere Brick delle Camere, 1 ora e 25, il sentiero 200. Si dovrebbe andare su di lì. Dunque quello là in fondo dove c'è quell'auto è il bivio dove abbiamo letto adesso i cartelli che indicano la direzione del sentiero. Si può lasciare la macchina lì oppure fare questo pezzetto, arrivare in questo posto dove c'è la strada sulla destra che prosegue e sulla sinistra c'è la stradina che è quella poi che porta in pratica all'inizio del sentiero per andare al Brick delle Camere. Si può posteggiare anche in queste zone, basta stare attenti a non essere di impaccio per eventuali movimenti di carri dei contadini o quant'altro. E ora iniziamo la nostra camminata. Il segnale dovrebbero essere le 2 barre bianche e rosse, ora poi controlliamo e si calcola più o meno 1 ora e mezza di cammino. Ecco, vedete su questo palo le 2 barre orizzontali bianca e rossa. Fino a questo momento il sentiero è sempre stato uno solo, di conseguenza non ci sono problemi, anche se a volte i segnali sono poco visibili perché sono un po' sbiaditi. Ma arrivando a questo punto, dove c'è quello che possono essere i resti di una cascina o qualcosa del genere, qui sulla sinistra troviamo i segnali. C'è l'anello Borbiera Spinti, vedete, Brick delle Camere 1 ora. Proseguiamo sulla sinistra di questa, chiamiamola cascina.
Dunque non vi ho dato più nessuna indicazione perché il sentiero da seguire è sempre quello principale, quello che va in salita. Abbiamo incontrato un paio di deviazioni, ma non sono assolutamente da prendere in considerazione. Siamo arrivati ora a questo punto dove c'è questo slargo e poco prima, come vediamo qua su questo albero, c'è marcato il sentiero 200, perciò siamo sulla strada giusta. Ora guardiamo quale bivio prendere, perché qua ce n'è uno sulla destra e uno qua sulla sinistra. Cerchiamo i segnali e infatti guardate, sull'albero all'inizio del sentiero sulla destra troviamo il cartello uguale al precedente con scritto 200 ed eccoci a un altro bivio. Qui cartelli non se ne vedono ancora. Su questo albero c'è il segnale molto sbiadito, sì, è tanto che non li rifanno quei segnali, però non è detto che indichi la parte destra, anche se la logica lascerebbe presagire questo. Allora seguiamo un attimo la logica, facciamone un pezzetto e guardiamo se troviamo il prossimo segnale. Come si può vedere dall'applicazione che sto usando, al momento il tracciato sulla destra, quello blu tratteggiato, era quello che l'applicazione mi indicava come tracciato da seguire. Quando siamo arrivati in quel bivio che dicevamo, che vi ho detto prima, abbiamo preso il sentiero sulla destra. Ebbene, il sentiero sulla destra è tratteggiato un nero, mi sta indicando che questo sentiero non è quello giusto, anche se poi più avanti potrebbe collegarsi a quello che abbiamo fatto fino adesso. Perciò, non avendo trovato neanche segnali sugli alberi, diciamo che prendendo sempre il presupposto di seguire una logica, conviene tornare indietro e provare sul sentiero di sinistra quando arriviamo a quello slargo. Siamo tornati dove c'era il bivio, questo è quello che abbiamo fatto come prova adesso e ora proviamo quello lì sulla sinistra e guardiamo se troviamo il segnale. Allora, stando all'applicazione, che è sempre meglio averla dietro un'applicazione, allora nella convergenza in basso vedete che c'è un sentiero tratteggiato che va verso destra, che è quello che abbiamo provato a fare ed era quello sbagliato. Sulla sinistra c'è il sentiero che stiamo percorrendo in questo momento, tratteggiato di azzurro a fianco della linea rossa che è la strada da seguire. Vedete il cerchietto blu siamo noi, perciò questo per far capire, anche se non è il caso perché le persone lo sanno oramai chi va a girare, una buona applicazione è sempre meglio averla. Poi vi lascio il link di dove ho scaricato questa, che è molto valida e gratuita. Ora comunque cerchiamo i segnali per vedere se l'applicazione è stata tarata bene.